Il donatore è fondamentale in questa attività. Il donatore è un donatore volontario, è un donatore che arriva spontaneamente in centro trasfusionale e è in grado di darsi totalmente e completamente per appunto gli altri. Il dono del sangue è un dono che è insostituibile, è un dono che non è ad oggi in provetta, perché appunto non esiste il sangue artificiale e quindi è un reservoir fondamentale. Il donatore è un donatore che deve attenersi a degli stili di vita adeguati, non deve esporsi a rischi, tutti quanti possono essere reclutati come donatori purché abbiano l'età, la maggiore età e purché appunto non abbiano malattie genetiche o patologie in corso o trattamenti farmacologici. Un'altra attività del centro trasfusionale è il reclutamento dell'ADMO e quindi dei donatori di cellule staminali periferiche per appunto trapianti emato-oncologici. Anche qui il donatore molte volte coincide, perché il donatore di sangue ha una sensibilità molto elevata, per cui molti donatori di sangue anche diventano donatori di appunto midollo osseo.